Oltre 60.000 interventi ispettivi e 5.000 indagini sono i numeri dell'attività della Guardia di Finanza del Veneto. Le Fiamme Gialle celebrano i 249 anni dalla fondazione ed è sempre più incisivo il ruolo della Guardia di Finanza nel monitoraggio, nella prevenzione e nella repressione degli illeciti economico-finanziari e delle infiltrazioni della criminalità nell'economia. Farci vedere consente alle persone oneste, ai cittadini, ai turisti di sentirsi più sicuri, ai disonesti un pochettino di nascondersi o avere una vita un po' più difficile e a tutti coloro che operano secondo le regole e che quindi sono la spina portante della nostra economia di poter lavorare con maggiore serenità. L'evasione fiscale cresce, ma spiega il comandante della Guardia di Finanza del Veneto, perché aumenta l'individuazione di chi froda lo Stato. Probabilmente anche la ripresa economica successiva agli anni di pandemia forse ha portato in alcuni casi a una maggiore disinvoltura di alcuni soggetti. Il problema del cosiddetto tax gap è un problema diciamo abbastanza endemico per quanto riguarda l'Italia, però diciamo anche i dati di recupero fiscale sono invece in segno positivo, cioè ogni anno c'è qualche miliardo in più che entra nelle casse dell'erario e quindi questo significa che è anche questa una derivazione della eccellente opera di controllo del territorio sotto il profilo economico e fiscale. Guardia alta per la gestione dei fondi del PNRR per gli appalti legati alle infrastrutture delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026. C'è un monitoraggio completo, però esiste un sistema di governance a maglie molto strette, per cui tutte le azioni di carattere economico, dalla presentazione dei progetti a poi alla fase esecutiva, sono oggetto di monitoraggio. Quindi io confido molto che questo sistema appunto di governance così puntuale, soprattutto per le opere pubbliche di maggiore rilievo, possa garantire effettivamente trasparenza, economicità e buona esecuzione dei lavori.